Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Finalmente teniamo solo Truck Simulator 2, raga. Aspettavo con ansia la promoz, la nuova, diciamo, nuovo aggiornamento. E siamo qua con un bel DAF. Siamo a Venezia con livrea dello spazio fatta a mo' di cartoon, fantastica. Ed eccolo qua, ragazzi. Dobbiamo portare plastica usata a Zagabria, quindi un viaggetto, diciamo, non lunghissimo. Facciamo vedere il nostro bel camioncino con chiaramente riferimento allo spazio, Buzz Lightyear, il pupazzetto dello spazio, un po' di sigarette perché il nostro porco ha foglia di fumare, riviste dello spazio, Samsung, Space Shuttle sopra e poster di Star Wars e dell'impero colpisce ancora e si gode. Vabbè raga, io direi che possiamo andare. Un gioco da una vita, figlio. Ok. Ok, baby. Sono 427 km. Bella giornata qui a Venezia. Ok. E niente, chiaramente è stata un po' lunga questa volta l'attesa della promote perché l'aggiornamento è stato abbastanza intenso con tanti cambiamenti e quindi quando è così ci vuole sempre di più, purtroppo. Ho voglia di comprarmi un DAF, per l'occasione ho preso un DAF e l'ho riverniciato con le skin nuova dello Space, dello Spazius. Ricordo sempre che qua non siamo a Venezia, ma cioè, siamo a Mestre e Marghera, nello specifico qua a Marghera. Comunque siamo a Marghera in realtà, siamo a Porto Marghera. Il camion è nuovissimo, appena acquistato sapete che devo comprare sempre camion perché sennò dopo mi stufo. Piano, ok. Allora, posso uscire? Ok. Siamo in tangenziales. Che è veramente bella, faccio un casino, sta livrea dello spazio è fatta veramente bene. Te lo godi il camion. Ok raga. Adesso ti sto usando un altro. Per Eurotrack uso un altro sistema di registrazione perché mi dà un po' di problemi quello dell'Nvidia, non chiedetemi il perché raga. Buono, buono, buono. Allora, gol dell'Italia, finalmente. Scusate, sto seguendo anche l'Italia. Ok. Devo andare per Trieste. Ottimo. Ottimo direi. Ottimo direi. Telecaz. Molto bene. Da quello che ho visto adesso ci possono essere anche, diciamo, eventi come incidenti, polizia, robe così. Non ho ben capito come funziona, però saremo a vedere insomma.
Adesso vorrei portare Eurotrack con più, diciamo, ritmo insieme a Flight Simulator, che mi sto attrezzando per avere tempo di fare un po' tutto, raga, perché il tempo è sempre meno. Vorrei fare, ecco, senza tagli. Mi piacerebbe anche le tappe più lunghe farle, insomma, a parte, vabbè, magari sono tappe da 2000 km, tagliare qualcosina, ma proprio fare comunque video più lunghi. Adesso vediamo, aspetto anche il vostro feedback, che voglio pronunciare le cose come quelli bravi di YouTube. Il feedback. Allora, ok, distanza, ho un'autonomia per 1900 km, tutto rego. Tom Cruise Control. Tra un po' esce anche la nuova patch con i Balcani e non vedo l'ora. Grande Italia, cazzo, dopo all'ultimo respiro, che non sento neanche un cazzo. Perché chiaramente il volume è al minimo. Sono le 15:10. Andiamo verso Trieste, Lubiana. La mitica Trieste, Lubiana. Vediamo se riusciamo a fare un viaggio magari senza distruggere il camion. Ok. Ok, devo girare per di qua. Ma una po' più larga potevano farla però, sta strada, porca miseria. Panico. Eccoci qua. Però è fatta veramente bene, cavoli. Sta mod è stupenda. Telecaz. C'è il telecaz. Vai. Ok. E grande Biragone che ci dà la vittoria all'ultimo secondo. E ci voleva, cazzo. Tra poco lasciamo anche il confine. Vediamo un attimo il paesaggio, senza magari morire, grazie. Mamma mia. C'è la macchina incidentata, che figata. E lasciamo l'Edale, si entra in Slovenia. ...244 km. Per un gioco che mi mancava, avevo una voglia di giocare, fiori, perché sono quei giochi che magari lasci per un po', però dopo ti rendi conto, però mi manca Eurotrack. E tac, arriva l'aggiornamento che non posso più giocarci.
strada larghissima, ma non è neanche impossibile, dai. Teoricamente se non facciamo cagate arriviamo sani e salvi. Adesso vorrei portare anche qualche live anche su Eurotrack. Adesso tra lo zoccolo, il PES e FIFA, perché saranno penso i tre giochi dove porterò live. Buono, beh, le stradine cazzo mi piacciono. Molto particolari. Attenzione però, perché andare così veloce è un po' pericoloso. La Veneziani Trasporti è tornata. Da solo prima dell'aggiornamento mi sono fatto come si dice, ho esplorato l'Islanda, le Faroe, madonna, sono fatte veramente da Dio, cioè non pensavo così bene. Tutti veramente bravi quelli della promozione. Che stanno un po' più veloci, perché sapete che il Cume se non va veloce non è contento. Ok, abbiamo girato verso Zagabria. Stiamo sulla velocità normale, diciamo, dai, che sennò poi rischiamo veramente l'incidentone. Mamma mia. Borges Logistic Expedition, Svezia e Germania. Vediamo se riusciamo a superarlo sto stronzo però. Peggio. Dai, attenzione. Il sorpassone della vita. Mi ricordo quando in 2 live avevamo bloccato l'autostrada, ragazzi. Mamma mia, solo il cuore poteva fare ste robe. ...100 km all'arrivo. ...100 fottutissimi chilometri. Il sole risplende nella campagna croata. Anche se forse siamo ancora in Slovenia, forse, però. Vediamo. No, forse siamo già in Croazia. Ok. Fa un po' fatica il porco, siamo in salita qua. Sì, che ho preso il top del DAF, cioè il miglior DAF in commercio su sto gioco. Ok, ecco, adesso entriamo. Adesso probabilmente entriamo nel territorio croato. Andiamo pianino. Ok.
Siamo in Croatia. E c'è traffico, ragazzi, porca puttana. C'è molto traffico. Mancano, siamo arrivati, 50 km. La tappa di riscaldamento questa. Ok. Ormai stiamo entrando in Zagabria Senar. Che dobbiamo ancora scoprire la Zagabria, quindi questa è una gran cosa. A portare plastica usata. Come si è ridotto il cume? Portare plastica usata. Vabbè. Grazie mille, ragazzi. Zagabria centro. Tanto c'è il tramonto che sta rompendo i maroni. Piano Cume, piano, bravo Cume. Buono, ci siamo. Zagabria esplorata. Salviamo. Speriamo che il parcheggio non sia impossibile, grazie. Oddio, cos'è? Le stradine impossibile. Adesso per un po' teniamo sto camion. Poi lo cambieremo nei tot di video, se non so quanti, ma andiamo sempre con un camion nuovo, anche di quelli che ho già, che ne ho comunque tantissimi. Scusa, delle cazzi. Ah, ok, no, penso andare di là erano cazzi. Guarda, Vardio. Ah, cioè, ma grazie, Oh, meno male che però il parcheggio è semplice. Cioè, è semplice. Speriamo. Sono sempre un bamboccetto senza patente. Ok. Guarda che figo, ciao. Excellent. Molto good, molto good. Bene ragazzi, della Veneziana dei Trasporti è tutto. Facciamo vedere la mappa per chi insomma, secondo me la conoscono tutti, però c'è sempre qualcuno magari che può non conoscerla. No, ma che cazzo? Facciamo vedere da qua che è meglio, va? Eccola qua. Questa mappa prende tutto, ragazzi, fino al nord, Finlandia, Norvegia, addirittura l'Islanda. Eccola qua, una bella bestiona. E qua probabilmente siamo in attesa del DLC. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla prossima. Ciao!